Legge 104, la Digos ad Agrigento torna alla carica. Su delega della Procura della Repubblica di Via Mazzini si è presentata al Viale della Vittoria e effettuato un blitz all'ufficio scolastico provinciale, meglio conosciuto come ex provveditorato agli studi. Nel mirino degli agenti fascicoli di 150 nominativi di docenti, beneficiari di agevolazioni nei trasferimenti. Altra documentazione è stata invece acquisita negli uffici INPS dell'ASP. Gli inquirenti cercano riscontri rispetto a decine di certificati medici quantomeno ritenuti sospetti. Una prassi è emersa nel corso dell'operazione scattata un paio di anni fa, grazie alla quale, attraverso un sistema diffuso e collaudato, gli insegnanti e il personale ATA in possesso di questo requisito riuscivano a trovare l'assegnazione di una sede scolastica vicino casa. Il carteggio appena prelevato sarà nei prossimi giorni passato al vaglio dagli investigatori per capire se siano state commesse altre irregolarità. Il puzzle potrebbe essere chiuso molto presto con il risultato di un nuovo filone e nuovi possibili indagati. Il malcostume delle false invalidità nel territorio agrigentino sarebbe molto radicato. Complessivamente i beneficiari della legge 104 sono 2000. Dopo il blitz che nel 2014 portò all'emissione di 17 misure cautelari e con 84 persone denunciate, si è messo in movimento un percorso nuovo scandito da controlli serrati ma anche di proteste da parte di chi si è sentito leso, scavalcato e non ha esitato a produrre ricorsi. In fermento anche le associazioni dei consumatori a difesa del cittadino. L'ufficio provinciale scolastico ha già adottato circa 300 provvedimenti di revoca, insegnanti e personale ATA rimandati alla sede scolastica originaria. Le previsioni parlano ora di un nuovo terremoto pronto ad abbattersi sulla 104.